essere grandi. Vedi che basta poco Per essere in tanti. Basta poco, noi non siamo degli eroi, ma dentro all'indifferenza siamo lucidi, sai. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte, la festa è finita e viva la vita. La gente si sveste, comincia il mondo, un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà. Oggi ci troviamo alla prima uscita pubblica della nuova amministrazione. Sono qui con tutti i collaboratori e consiglieri che hanno organizzato all'interno dei 3 giorni della Fiera delle Pesche questo nuovo evento che è il Busso Giro, la biciclettata, che si svolgerà attraverso delle zone caratteristiche di Bussolengo con soste in aziende agricole dove i ciclisti si potranno rifocillare. Auguro a tutti una buona biciclettata e aspetto tutti stasera in piazza. A Bussolengo abbiamo la pesca che è un'eccellenza del nostro territorio e dobbiamo cominciare a mettere assieme questi agricoltori, che forse è la parte più difficile, dobbiamo metterli assieme per far rivalorizzare il nostro prodotto. Ecco, questo era l'obiettivo del nostro convegno di oggi, dove magari sono presenti pochi esperti, poche persone del nostro territorio che vivono il mondo dell'agricoltura, ma noi riprenderemo questo convegno, lo pubblicizzeremo, lo metteremo anche su Facebook, faremo un po' di tam tam, di passaparola perché se lo vadano a vedere, e in questo modo contiamo che sia il primo mattoncino per poter vedere uno sviluppo diverso nel nostro territorio dell'agricoltura. Questa non è una sagra, questa è una manifestazione che vuole essere il segno per rilanciare i prodotti del nostro territorio, la pesca. Abbiamo voluto organizzare questo evento, il primo della nuova amministrazione, perché riteniamo importante dare segnali concreti della nostra volontà di rivitalizzare il territorio senza dimenticare la nostra storia e le nostre tradizioni e guardare lo sviluppo futuro del nostro paese. Ecco, la qualità
Ecco, Bussolengo, in particolare le aziende agricole nostre, debbono puntare su questa qualità, perché è solo così che Bussolengo recupererà la visibilità che merita. Io credo che oggi, ha detto giustamente il sindaco, l'agricoltura rappresenta ancora un settore che riesce a tenere e a dare qualche soddisfazione, quest'anno forse un po' di più anche nelle pesche rispetto all'anno scorso, a chi lavora i campi e quindi alle economie locali. Io penso che, guardando anche l'intero comparto dell'economia, se c'è una cosa che non ci possono copiare, anzi ci sono due cose che proprio non ci possono copiare, non c'è Cina, non c'è Indonesia e paesi emergenti che tengano, sono proprio i nostri prodotti e il nostro territorio. E oggi ci troviamo qui a questa importantissima inaugurazione di una manifestazione che comunque è diventata una tradizione per Bussolengo e per l'entroterra gardesano. L'unica riflessione da fare è che probabilmente le istituzioni dovranno lavorare in futuro per prevenire piuttosto che curare. Sulla pesca, permettetemi solo qualche cosa di fuori tono. Io penso che la pesca abbia un problema, come per tutte le altre colture veronesi e nazionali, e cioè la redditività. Noi ci stiamo preoccupando della commercializzazione, in due sensi. Primo, avere una struttura logistica, qui a Verona mercato importante, stiamo pensando di portare dei lavoratori e soprattutto aprire un discorso con le dogane. Vorrei che mi sentissero anche gli amici politici che ho dietro, perché chi tratta agroalimentare non può trovare la dogana chiusa dal venerdì pomeriggio alla domenica.